l'8 agosto. Rieccoci, vedo che andate d'accordo, traendo che Bisato, vi chiacchierate che durante la pubblicità, quindi il primo si prepara assolutamente a mercoledì in orario inconsueto, per via ve l'ho già spiegato, siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. E bastano quei soldi? Io non so, primo non sono commercialista, no, perché economista. Esatto, ma sicuramente male non fanno. Mi fa piacere che lei abbia fatto l'elenco di tutte le categorie che verranno per fortuna in qualche modo ristorate, cominciano già sicuramente un passo in avanti assolutamente. Vengono dimenticate tutte quelle altre attività commerciali che pagano il lockdown parziale come se fosse anche loro. Faccio un esempio: il negozio di abbigliamento, i negozi della casa, pagano i danni che hanno subito con calo di fatturato senza che questo venga riconosciuto, perché il paradosso è che il lockdown parziale coinvolge tutti, non è che il negozio di abbigliamento lavora come prima, se il bar chiude accanto alle 18 e basta fare un giro per le città, non è questione di essere particolarmente intelligenti, voi vedete che già le 5 le città sono deserte, come se fosse un lockdown. Infatti il lockdown dalle 10 dalle 22 alle 5 è inutile. Io torno spesso alla sera per motivi di lavoro in autostrada, è vuota l'autostrada, ma non ci sono camion, oltre a non esserci mai. Il lockdown c'è già dalle 5 del pomeriggio. Certo. I negozi che sono aperti fino alle 19:30 sono vuoti, ma tanto è vero che cosa stanno cercando di fare? Di fare il sabato dalle 10 o dalle 9, orario continuato fino alle 17 ore 18, perché hanno visto che la gente alle 3, 4 scappa, giustamente perché ci sono i ragazzi che ne combinano di tutti i colori, e qua, perdonatemi, se lo Stato non è in grado di gestire l'ordine pubblico, ma perché devi dare la responsabilità ai cittadini? A me? Dai, non banalizziamo con banalizziamo, le frasi fatte, allora, perché bisogna farsi belli in TV, dai. Bisogna essere sul perché sei offensivo? Ma perché se io ti dico una cosa, tu mi dici che io faccio bello in TV? Tu contesti l'idea. Esatto, ma è maleducazione, io contesto l'idea, io non ti vengo a dire come sei tu, io ti vengo a dire perché la responsabilità dell'ordine pubblico deve essere data agli esercenti, ai pubblici cittadini. Io che sono andato sabato sera in centro a Padova, sono andato per le vie nascoste, mi sono fermato alla Viennese dove c'erano 3 tavolini, uno a 20 metri l'uno dall'altro, sono passato davanti a un altro locale dove c'era gente che vomitava. Alle 18 erano tutti ubriachi, vomitavano, sono arrivati i carabinieri e si sono presi assediate. Questo perché? Perché noi siamo arrivati alla fine di un momento in cui la pubblica autorità, le persone in divisa, non vengono rispettate da nessuno. Questo è l'aspetto culturale di un degrado che ormai è inevitabile. Quando io in Vespa venivo fermato dalla polizia, io stavo sull'attenti. Adesso provate a vedere come si comportano i ragazzi quando vengono fermati da una pattuglia. Lo dico sempre, è cambiato il mondo. Io una volta vedevo un anziano, guardate, lo porto sempre per esempio, tempo fa ero in centro a Padova, io ho la possibilità di andare in macchina per il mio lavoro e c'era una ragazza giovane che col telefonino, ovviamente col telefonino, con la borsa andavano a zig e zag, sapete poi che non è asfalto, ci sono i San Pietrini, quindi è anche pericoloso, ovviamente se tu la investi sei tu perché sei il mezzo più forte, allora ho passato il fine settimana e dico guardi, se al telefono in bicicletta si fermi, mi ha fatto una ragazza col dito così. Oggi io una volta, se un vecchietto mi diceva così, stavo zitto, andavo via. Oggi è cambiato il mondo però. Sì, però sono d'accordo con lei, però è cambiato anche il mondo. Sì, ma ho capito. Quindi ma non era nessuna mancanza di rispetto, era dire che il territorio è difficile, cioè adesso a parole ma nessuno dice che sia facile, ma scusami, ma perdonami, controllare il territorio, ci vuole senso di responsabilità personale. Ma nel momento in cui tu assumi un incarico pubblico, assumi una responsabilità, non solo un privilegio. La responsabilità del diritto pubblico, dell'ordine pubblico, non è mica mia. Quando esco di casa, io mi devo mettere la cintura di sicurezza in macchina, perché la legge lo obbliga, ma la circolazione delle automobili... Sì, però è giusto, però Pontelli, ci vorrebbe nel ragionamento che fa Enoch, che in parte condivido tutti, però ci vorrebbe un poliziotto ogni 10 persone. Cioè ma non è vero, quando hanno messo la patente a punti perché c'erano gli incidenti dei giovani, perché andavano ubriachi, quando hanno messo la patente a punti gli incidenti si sono calmati di parecchio. Io comunque nei ristoranti quindi ci vogliono delle regole serie. Ho dato anche il cellulare. Io quando vado a mangiare fuori, firmo, do il cellulare, o io o la mia compagna. Le regole le fai rispettare o in maniera coercitiva,
con la forza, oppure nella stragrande maggioranza dei questo casi. Questo vuol dire avere una pessima opinione della popolazione. Questo è il tipico esempio della pessima. Io ho una grande invece considerazione degli italiani. E le persone che io conosco, e io conosco il mondo, la maggior parte segue i protocolli. E anzi, qualche volta quando io tiro giù la mascherina, tiratela su. Mi lascia completare la frase. Le stavo dicendo o in maniera coercitiva, che io non condivido, o con la responsabilità individuale. Responsabilità individuale significa che ogni categoria, come ha ricordato il segretario generale, come ha ricordato il presidente dell'Ascom, come posso ricordare io da angolo visuale da sindaco, da già sindaco, non riuscirai mai, possiamo dirlo a parole, ma non riuscirai mai a controllare lembo tutto il territorio se lo devi inculcare. Se tutti noi chiamiamo a responsabilità, ognuno per propria parte, i riferimenti del mondo, è così, solo così. Ma allora torniamo è persa la credibilità ma com'è che è persa? Se noi evitiamo e andiamo un attimo, se i comportamenti non seguono nel ragionamento suo, che anche perché state facendo ragionamenti che hanno una validità e sono corretti, però la vita è un po' diversa. Se oggi i ragazzi, guarda, per esempio, si drogano in tutto il mondo, no? E allora tu si drogano in centro a Selvazzano, il sindaco gli dice metto i vigili, li fa mandare via da quella zona e vanno 100 metri più in là. È la stessa cosa. Allora il concetto è come si può evitare? Fondamentalmente con l'educazione. Altra barriera non c'è e fondamentalmente ha ragione lei, Pontelli, però nel ragionamento ha ragione che ma io non sto dando torto a loro due, a me non interessa dar torto a lui o all'altro. Perché non è perché il discorso dico solo che giustamente lei ha detto una cosa molto interessante, giochiamo a scaricabarile, bisogna che ognuno si prenda ha ragione assolutamente Bisato quando dice che ognuno deve prendersi le proprie responsabilità e deve rispondere individualmente, ma al tempo stesso le mie responsabilità sono minori rispetto ad una carica pubblica che ha assunto per sua stessa volontà, si è fatta eleggere per gestire una problematica pubblica. Lei si era preparato questo discorso, però io volevo sapere. No, assolutamente. Da economista è andato fuori del suo ramo. Ma sono loro due che mi stimolano. Da economista invece volevo sapere per le categorie che sono molto importanti nelle varie città, poi Berti è anche della Confcommercio Veneto, quindi importantissimo, se sono sufficienti quei soldi oppure se, come dice Bertin, è un disastro. Allora, i soldi, per quanto anche pochi, sporchi, ma vanno sempre bene. E questo abbiamo capito. Quello che manca è la prospettiva. Le faccio un esempio banale. Un negozio di adesso che ha l'azienda che gli dice ti mando la merce o non te la mando. Dall'altra parte la titolare, parlo per esperienza, cosa faccio? La prendo? Non la prendo? Me la faccio portare in negozio? Scattano i pagamenti? Mi arriva il lockdown. Capisce che siamo in un sistema quello che è grave, paradossalmente, non è la crisi il problema, è l'aspettativa di una crisi che è ancora peggio. Perché la crisi la gestisci, sono chiuso, oppure sono chiusi solo questi. Ma è vero che dopo una crisi si può migliorare ragionando sotto un certo punto di vista diverso? A me quello che fa paura proprio dopo la crisi. Oppure sono parole dette al vento? No, quello che fa paura è proprio dopo la crisi. Perché faccio un esempio banale, io non guardo mai i talk show nazionali che li trovo disgustosi. Preferisco di gran lunga questi delle TV locali. Ma a parte che io ieri ho sentito dire a 8:30, uno con i ricci, amico, immagino, vicino, penso ai 5 Stelle, trasformiamo l'Italia in un ufficio, tutti lavoriamo da remoto e portiamo le produzioni in giro per il mondo. E questo è uno che deve avere la credibilità, perché se va a 8:30 una credibilità. Ma qua siamo fuori con la testa. Noi stiamo parlando deve avere una credibilità o una carica? O una carica, io non ho visto il nome per cui mi scuso. La credibilità, la carica è ben diversa. Però molto spesso l'uno va con l'altro. Il problema è che manca una visione del dopo. Faccio un esempio, ma scusatemi, ma si parla più dei recovery fund? Spariti, sono usciti dal lessico, cioè noi dovevamo presentare entro l'anno i progetti e abbiamo un ministro che è andato in procura a Roma a presentare una denuncia perché gli hanno rubato i progetti 576 che aveva nel ministero. Ma di che cosa stiamo ragionando? La Francia ha già presentato un piano per recovery fund nel quale ci saranno 20 miliardi di riduzione delle tasse sugli immobili, la famosa IMU, e 7 miliardi, d'accordo con la Germania, perché sono accordi politici, verranno investiti nell'idrogeno.
sarà giusto, sarà sbagliato, però loro ci credono e investono 7 miliardi. Noi cosa facciamo con il Recovery Fund? Siamo fermi, non facciamo niente. Aspettiamo, no, abbiamo detto andiamo a metà gennaio. Ovviamente adesso è arrivata l'emergenza Covid che sicuramente è molto più impellente, ma questo non esclude l'altro. Segato, cosa succederà nei ristoratori locali dopo tutto quello che stiamo discutendo in questa trasmissione? Che chiuderanno, che rimarranno in piedi? Se rimarranno in piedi, chi rimarrà in piedi? Chi ha delle risorse, delle scorte economiche importanti per poterlo fare? Quello è indubbio. Io le dico che ci sono... Cosa succederà? Lei che è il polso della situazione. In provincia di Padova ci sono circa 3.000 pubblici esercizi tra bar, ristoranti, pizzerie, 150 oggi hanno già chiuso. 150 domani mattina non riaprono la serranda. Da qua a fine anno ci aspettiamo che almeno altri 100-150 chiuderanno, quindi nel 2021 avremo già 300-400 pubblici esercizi in meno, vuol dire dal 10 al 15% di attività perse. Dietro ogni Questi pubblico... proprio non riprendono. Questo è già matematico assodato, 150 hanno già chiuso, 150 chiuseranno nei prossimi 2 mesi. Dietro ogni pubblico esercizio ci sono circa 5 dipendenti che lavorano, oltre al titolare, di solito c'è anche la moglie del titolare perché il bar, la trattoria, la pizzeria sono gestiti di solito da marito e moglie, con la famiglia, gestione familiare, quindi vuol dire una media di 7 persone dietro ogni locale che perdono il lavoro e sono anche persone difficilmente poi ricollocabili nel mondo del lavoro perché sono gli extracomunitari che fanno i lavapiatti nei ristoranti, sono gli studenti che si pagano gli studi universitari facendo i camerieri in pizzeria il sabato e domenica, sono magari le casalinghe che vanno a fare il lavoro part-time a mezzogiorno. Questi soldi che arriveranno, mi sembra di aver capito che stanno già arrivando, sì, ma mi corregga lei se non sono sufficienti. Sono largamente insufficienti, perché se vediamo la media sono circa 3.500 euro per un bar e circa 5-6.000 euro per un ristorante. È il canone di un paio di mesi di affitto e partiamo dal presupposto che ci sono da pagare energia elettrica, gas, riscaldamento. Ma questi soldi sono di tutto il periodo oppure ogni mese? No, stiamo parlando di una tantum, quindi non apro più. Tra l'altro in questo periodo stanno arrivando anche dei soldi da parte della Regione Veneto che aveva stanziato 20 milioni di euro ancora a luglio, se non ricordo male, stanno arrivando in queste settimane altri cifre da 2.500 ai 3.500 euro ad impresa, sono beneficiarie circa 10.000 imprese in tutta la Regione e quindi qualcuno anche sta mancia elemosina, chiamiamola così, ulteriore da parte della Regione. Il problema è che fare allora, Segato? No, il problema è che a livello globale le somme stanziate sono anche importanti perché 20 milioni di euro per la Regione non sono pochi, sono tanti soldi, però divisi per le decine di migliaia di attività alla fine arrivano 2.000-3.000 euro. È vero, ma allora cosa bisognerebbe fare? Noi abbiamo chiesto fin dall'inizio 2 cose. Primo, fateci lavorare in sicurezza e punite chi non lavora in sicurezza. Perché, ripeto, faccio il discorso che ho fatto prima, perché un ristorante che lavora, che ha speso migliaia di euro per mettersi in sicurezza, oggi viene paragonato a un'attività che invece se n'è altamente fregata di tutte le regole e ha quindi diciamo infangato tutta la categoria e deve chiudere quel bar là giustamente, però ingiustamente deve essere sanzionato anche quel ristorante. Primo, fateci lavorare in sicurezza e punite chi non può lavorare. Secondo, se per qualsiasi motivo non volete farci lavorare, poi devo dire aprire anche una parentesi, se non volete farci lavorare per chissà quale motivo, dateci o soldi importanti però a fondo perduto, ma non tanto per le imprese, per mantenere anche i posti di lavoro che sono importanti. Almeno qualcosa che ci permetta di arrivare alla fine di questa pandemia, almeno non so, i 2-3 mila euro al mese però continuativi, che lasciano accesa quella fiammella che permette all'attività di arrivare a dicembre, gennaio, febbraio e poi poter ripartire. Apro e chiudo la parentesi. In Germania fanno questo? In Francia fanno questo? Allora, sì, no, però, i paragoni... Non ho capito. Se vuole le do un esempio. Mi dia l'esempio. In Francia, a aprile, nel settore turistico, ma è andata anche su Rai a porta, un albergatore a Venezia italiano, in uno stesso palazzo storico, di cui metà è di una società francese e metà è di una società italiana, quello francese ha avuto a aprile 150.000 euro in conto corrente da fondo perduto immediato, ad aprile, e quello italiano ha avuto 10.000 euro. Questa è la differenza. Seconda cosa si deve fare? Scusi, cosa si deve fare? Si deve cercare quello che ha detto, ma sono contento che alla fine
vengono dalle categorie, si deve togliere le tasse. Non serve a niente prorogare o sospendere il versamento o prorogare il versamento dei tributi e delle tasse. Serve cancellarle, perché se non si lavora e non si produce, che cosa paghiamo? Con soldi che andiamo in banca, e noi, tutti gli esercenti, tutti i commercianti, tutti i lavoratori ci troveranno un enorme debito da pagare con una marginalità che non c'era neanche prima del Covid, e quindi è un paese fallito. Se fosse un'impresa sarebbe fallita, non ci sarebbe nessuno che gli darebbe credito, perché chi continua a accumulare debiti e non ha la possibilità di lavorare non perché non è capace, tutte le provvidenze pubbliche sono e poi aggiungo, scusate se mi lascia dire, il fatto che quello che diceva il segretario, che chi ha rispettato le regole, si è attrezzato, ha speso i soldi e poi viene chiuso come gli altri, porterà il pensiero, e allora io do ragione, è qui che lo Stato deve esserci, che la prossima volta quell'esercente dice: faccio anch'io come facevano quelli in piazza, non faccio niente, faccio gli assembramenti, prendo i soldi perché tanto è uguale. Le devo fare una domanda. Allora, una considerazione mi sembra che banale: se uno chiude, guarda quello che fattura quell'azienda e gli dà in proporzione quello che fattura. Credo che fosse e sia una cosa molto semplice. Se lo Stato, se tu fatturi 10.000 in regola, ovviamente non in nero, ti do in percentuale quello che fatturi e lo dà direttamente, credo sarebbe la soluzione ideale. Ma la domanda è diversa, quello che le voglio fare, Enoch. Se lei fosse al governo oggi, con la situazione attuale dell'Italia in Europa, cosa farebbe? Se tutte queste richieste, faccio una domanda a Enoch: se tutte le richieste delle varie situazioni sono queste, battagliate le spese dello Stato in una famiglia, cosa fa una famiglia? Dove trova i soldi? Guardi, ma mi scusi, mi dica dove trova i soldi. Rispondo. Io non ho il bilancio dello Stato. Se lei me lo chiede del comune che ho amministrato per 10 anni, potrei darle la risposta esatta, capitolo per capitolo, cosa che ho anche fatto. Un buon padre di famiglia nel proprio bilancio familiare lo sa. Uno Stato che conosce bene il proprio bilancio lo trova e lo sa perché lo studia e lo conosce. Il principio però, lo dico, i soldi non vanno dati prendendoli a prestito. La prima cosa che fa un buon padre di famiglia, taglia intanto tutto ciò che non è prioritario. Rimodulazione della spesa pubblica. E si deve ridurre la spesa pubblica. Va ridotta la spesa pubblica, tolti i soldi da dove oggi possiamo anche aspettare e messi dentro. Io sono colui che sta portando in regione, e vedremo come potremo farlo perché è arrivato adesso l'assestamento, non abbiamo ancora il bilancio, ma io sarò uno, cercherò di fare il massimo per dire che se c'è un'opera pubblica con soldi cash nelle casse della regione che finanziano una grande opera che è necessaria, ma che può aspettare ancora qualche anno per vederla all'inizio della propria realizzazione, quando è 10-15 anni che aspettiamo, anche se aspettiamo un anno in più, lo aspettiamo volentieri, purché ci sia qualcuno che domani la possa usare, perché il nostro obiettivo è mantenere le imprese, la società, le imprese, perché se chiudono i negozi, i commercianti, non ci sarà più bisogno di un poliziotto per ogni abitante, ma un poliziotto per ogni 2 abitanti, perché il lavoro che fa il presidio del territorio e la viabilità non ci sarà più, saranno città deserte, in preda a chi ne farà quello che vuole e sarà il fallimento. Gliel'ho risposto credo in modo puntuale. Però è per mettere anche sul piatto della bilancia tagli la spesa pubblica e dai soldi. Se non ci fosse stato il Covid, tranne ovviamente i ristoratori e le pizzerie che avrebbero continuato a lavorare, i commercianti chiuderebbero, perché con Amazon, con non è mica detto, stanno chiudendo quasi tutti. Non è mica detto. Stanno chiudendo quasi tutti. I commercianti stanno chiudendo nel senso perché c'è un riposizionamento. In qualsiasi città, da Padova a Venezia, a Treviso, a Verona, parliamo del nostro territorio, ma anche in altre città, vede serrande abbassate, non per colpa di nessuno, ma per colpa di Amazon. Ma posso dire una cosa? Su questo non tutti, però è appena iniziata la musica. Posso fare una domanda all'economista? Posso dire una cosa solo? Quando noi facciamo però i paragoni con la Germania, come giustamente è stato detto prima... Stavo parlando dell'e-commerce. Prima però lei ha fatto paragone con la Germania, cosa sta facendo la Germania. La Germania, ricordiamo... Sì, esatto. Io le volevo rispondere. Guardate che la Germania si è presentata al febbraio 2015 con il 2020 con il debito rapporto debito-PIL al 69%, noi eravamo al 135%. Vi chiedo quindi scusa, le responsabilità vanno anche pregresse. Abbiamo collegato il professor Palù, chiedo un attimo perché ovviamente parliamo dei vaccini, poi ritorniamo sul nostro ragionamento visto che Enoch rimane fino a notte tardi. Si aspetti stia calmo. Allora vedo il professor Palù, lo ringrazio. Buonasera professore.
Buonasera. Grazie come sempre della sua disponibilità nei nostri confronti. Allora la domanda ovviamente che oggi ripercorre il mondo intero è che finalmente sembra, io uso il condizionale perché non sono all'altezza di usare altri modi, altri verbi, si è trovato questo vaccino. Lei ne è soddisfatto, è convinto che sarà utile, che arriverà e che darà un grande contributo al sistema mondiale per far sparire questo virus? Io credo che un vaccino sia efficace nei confronti del coronavirus perché è un virus che diversamente da altri, da HIV, epatite B, virus dell'epatite C, lo stesso citomegalovirus, altri virus che sono con noi da tanti anni, quindi il sistema immunitario sia in grado di reagire contro, e ce l'hanno dimostrato già i coronavirus del raffreddore. Ecco, per parlare del vaccino attuale bisognerebbe ridimensionare la notizia a quello che in realtà è. Questo è un comunicato stampa, un press release di una industria farmaceutica, quindi che ha mandato un'analisi ad interim su circa 42.000 casi, 40.000 casi vaccinati e con placebo, alla FDA, che è l'ente regolatorio americano, quindi non possiamo parlare di altro se non di questo comunicato stampa, non c'è una pubblicazione scientifica, per cui non si può valutare esattamente quelli che sono i risultati, sarà la FDA a dircelo. La cosa che possiamo trarre dalle informazioni che ci sono state date è che ci sia un'efficacia del 90%, ma questa andrà sicuramente valutata. Ricordo che questo è il primo vaccino che usa un RNA modificato. Sono due le aziende in competizione in questo caso, una era la Pfizer con la biotech tedesca, un'altra è una biotech americana che si chiama Moderna, che hanno approcciato, diciamo, con la stessa piattaforma tecnologica allo sviluppo di questo vaccino. Si tratta del messaggero, cioè dell'informazione genetica sotto forma di RNA che codifica la proteina S, la proteina di superficie del virus, quella che lega il recettore e contro cui ovviamente si montano gli anticorpi che neutralizzano l'infezione, perché se si blocca questa proteina il virus non è più in grado di infettare. Quindi un vaccino in questo caso sarebbe preventivo. Ricordo però che è la prima volta che si usa questo RNA modificato. Di solito finora i vaccini utilizzati erano con virus vivi attenuati, con virus uccisi, con proteine ricombinanti a forma di DNA, oppure con utilizzo di vettori virali, cioè di virus modificati resi apatogeni che infettavano per un solo ciclo di replicazione le cellule e facevano esprimere il gene di interesse. Quindi dobbiamo guardarla con molta attenzione, non solo per la efficacia e la fase 3, questa è una fase 3, valuta l'efficacia laterali, devo dire che appunto essendo un'analisi ad interim bisognerà attendere quelle che sono le valutazioni. Ricordo anche che i momenti critici per la valutazione di un vaccino sono: 1, quanto dura la risposta immunitaria; 2, quanto è in grado di neutralizzare i virus circolanti in tutto il mondo, perché sappiamo che ci sono almeno 6 sottogruppi di virus che circolano in base alle mutazioni, di come si sono diversificati dal progenitore. Ricordiamolo che è un virus cinese che nasce da Wuhan. Quindi, terza cosa, bisogna vedere se la risposta è anticorpale o è anche cellulo-mediata, cioè se ci sono i linfociti. Ricordo che la risposta anticorpale è quella che neutralizza il virus al momento che infetta le cellule, ma quando un virus è già causa di malattia c'è bisogno di una risposta cellulo-mediata, cioè dei linfociti che riconoscono le cellule infettate e le rigettano, come si rigetta un tumore o come si rigetta un trapianto, diciamo, allogenico non compatibile. Senta, quindi tutto questo è da valutare ancora e bisognerà vedere se questo sarà il vaccino più efficace o se altri vaccini che sono in fase 3, ricordo sono almeno 11 vaccini, saranno più efficaci se dovranno essere combinati con questo. Allora, mi sembra di capire, mi corregga se ho capito male, perché lei l'ha spiegato sotto un profilo tecnico, io non ci capisco nulla sotto un profilo tecnico, però a livello proprio semplice, che lei è un po' scettico su questo vaccino, o sbaglio nell'aver capito questo?
No, non sono scettico. Dico che aspetto una valutazione dell'ente regolatorio, che in questo caso è l'FDA, la Food and Drug Administration, che è l'agenzia americana che valuta tutti i farmaci prima che siano immessi per uso clinico. Ne abbiamo un'altra agenzia che è l'EMA, l'Agenzia Europea per i Medicinali, che valuta per il nostro continente, quindi io non sono scettico, anzi auspico che se viene confermata una protezione del 90%, beh, siamo su un vaccino che è molto efficace. Ricordo... Senta professore, se questo vaccino non dovesse essere di un risultato soddisfacente, questo virus continuerà a esistere finché non ci sarà quel vaccino che ucciderà questo virus? Guardi, è un virus che ha un'alta contagiosità, anzi ha aumentato la sua contagiosità mutando dal ceppo originario di Wuhan. Fortunatamente non ha aumentato la sua virulenza, almeno questo lo possiamo dire. La letalità, diciamo, non è elevata, anzi, diciamo una letalità che oscilla tra lo 0,25 e lo 0,8, che è una letalità relativamente bassa se confrontata agli altri coronavirus che hanno suscitato una grande allerta nel mondo, come il virus della SARS e della MERS, che avevano una letalità del 10 al 36%. Quindi un virus con queste caratteristiche sicuramente ha tutto l'interesse a rimanere endemico con la specie umana, anche perché ormai si è così evoluto che infetta molto bene le cellule umane, anche le cellule di altri mammiferi, ma non più quelle del pipistrello da cui probabilmente ha avuto origine. Quindi noi avremo a che fare con questo virus, credo, ancora per molti lustri. Il vaccino sicuramente è il mezzo che, prevenendo la diffusione dell'infezione, e sappiamo che i vaccini possono eradicare le infezioni, come è avvenuto per il vaiolo, ma come è avvenuto per la peste bovina. Quindi i vaccini possono eradicare un'infezione, un virus, perché danno un'immunità. Se danno un'immunità, diciamo, di gregge in grado di proteggerci, ovviamente quel virus non è più in grado di infettare la popolazione. Ecco, Domande, professore, voglio fare domande semplici. Il segretario dell'APE è Filippo Segato e il presidente di Confcommercio è Patrizio Bertin. Prego, Segato. Sì, volevo sapere, qualora fosse validato l'efficacia di questo vaccino, leggevo che è comunque necessario conservarlo e distribuirlo a una temperatura particolare, diversi gradi sotto zero, e naturalmente vanno distribuite parecchie decine di milioni di dosi solo per il nostro paese. Saremo in grado noi come nazione, diciamo, sistema sanitario, di gestire questo modo di distribuzione? Trattandosi di un vaccino che è costituito in questo caso da RNA, quindi da una macromolecola che è sensibile alla temperatura, alla digestione di enzimi, si chiamano RNasi, che abbiamo in tutte le nostre cellule, quindi bisognerà mantenerlo a temperatura di meno 80 gradi. Quindi se lo liofilizziamo, ovviamente una temperatura di meno 80 gradi non è la temperatura ottimale per distribuirlo a continenti, diciamo in paesi non sviluppati. Pensiamo all'Africa, che non ha una capacità ovviamente di avere mezzi di conservazione per un numero elevato di dosi. Quindi liofilizzandolo il vaccino perde sicuramente di efficacia. Quindi si tratta, uno, di avere un intervento di logistica adeguato, due, di capire di quante dosi avremo disponibilità, ma ricordo che stiamo parlando, sono dosi che sono state, diciamo, prenotate, tra virgolette, perché sicuramente se l'FDA dovesse intervenire e dire che magari ci sono effetti collaterali, ovviamente il vaccino andrebbe ritardato. Ecco, quindi la cosa interessante comunque è che un vaccino, utilizzando una piattaforma del tutto innovativa, sia in grado di produrre una efficacia del 90%, che è molto elevata. Ma questo andrà confermato dagli enti regolatori e soprattutto bisognerà vedere quale sarà la pubblicazione scientifica, perché finora non stiamo parlando di dati scientifici, ma di una conferenza stampa o di un press release di un'industria farmaceutica che, diciamo la verità, finora ha fatto alzare di moltissimo le azioni della Pfizer e ha trascinato tutte le borse internazionali, ma al di là di questo
direi che la medicina scientifica deve concentrarsi su efficacia e mancanza di effetti collaterali. Patrizio Bertini. Professore, tanto abbiamo capito che ne avremo per molti lustri di questo compagno del vaccino che arriverà, forse arriverà, e speriamo prima possibile. Però io chiedevo, adesso una cura farmacologica da prima adesso ha fatto dei passi da gigante, quindi contrastare questo vaccino anche con cure farmacologiche importanti è possibile? Vedo che insomma qualche risultato c'è oppure non serve? Guardi, se fosse confermata l'efficacia al 90% sarebbe un risultato straordinario, quindi aspettiamo che sia confermata. Per quanto riguarda le cure che abbiamo oggi disponibili, sono cure che sono in grado di diciamo, interferire con quelli che sono gli effetti collaterali del vaccino, cioè l'iperinfiammazione, l'induzione di una trombofilia, quindi meccanismi di attivazione della coagulazione del sangue che possono bloccare, diciamo, con emboli l'attività polmonare e quindi causare morti precoci. Abbiamo imparato a trattare questi effetti con eparina a basso peso molecolare, con cortisone, desametazone. Abbiamo un farmaco antivirale che è sicuramente efficace, come dimostra un recente lavoro pubblicato il 5 ottobre sul Journal of Medicine, di bloccare l'infezione virale, diciamo, in una fase iniziale, quando ci sono ancora manifestazioni polmonari, ma il virus non ha avuto manifestazioni sistemiche. Quindi abbiamo un farmaco che si chiama Remdesivir, utilizzato nelle prime fasi. Diciamo anche che questi tipi di approccio terapeutico si potrebbe, o è auspicabile che fosse adottato dai medici di medicina generale, in modo che molti dei pazienti che oggi arrivano nei pronti soccorsi per poi essere ricoverati, non dico in cura intensiva, ma in una prima fase in reparti non intensivi come reparti di medicina, di pneumologia, di malattie infettive, e come potrebbero essere curati a casa. Questo lo abbiamo imparato, diciamo, proprio monitorando quelli che sono gli effetti patologici del virus e quelle che sono anche le conseguenze dell'introduzione di questi farmaci salvavita come l'esometazone, l'eparina a basso peso molecolare e il Remdesivir. Grazie professore, Grazie. lei è sempre stato molto gentile e esaustivo, grazie davvero. Grazie a voi. Grazie, invece noi andiamo a pubblicità. Prima saluto già Eno che Soranzo, che si è già preparato, già messo la sua mascherina protettiva in modo tale di passare tra di noi. Grazie a voi. Grazie Eno, noi andiamo in pubblicità, rimanete con noi a tra poco. Grazie.